La Cireale ha un altro appuntamento con la storia. Buonasera e benvenuti da parte di Manuel Spinella allo stadio ACE Galatea. Ultima giornata in casa per questa regular season per la Cireale. È stata una stagione complicata, abbiamo visto da vicino l'inferno dopo il 4-0 contro la Regina, ma allo stesso tempo abbiamo provato emozioni uniche da paradiso quando abbiamo battuto il Siracusa capolista per 2-1. Quest'anno la Cireale è stata questo, capace di vincere con le grandi e invece anche colpevole di qualche passo falso con qualche squadra più abbordabile, ma il passato non conta più niente, conta soltanto questa sfida contro la San Cataldese e poi il Locri all'ultima giornata. Lo stadio ACE Galatea è pieno per questa occasione, le curve sono pronte a far sentire il proprio supporto e a trascinare nella partita anche la tribuna centrale. Vedete le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Adesso un minuto di silenzio per leggere il testo che ha comunicato la Lega Nazionale Dilettanti in tutti gli stadi della Serie D. Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come percorso di vita e venuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana, lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, riscatto. Danfa al solito entra in aria, Danfa 1 contro 1, cerca il secondo palo per Mokulu che la controlla, Mokulu in aria, Mokulu! Fortuna dentro, arriva nelle zone sempre di Giuliano che è rimasto largo, va col sinistro, bello il cross, colpo di testa, sfera che rimane in aria, Damceschi può coordinarsi col tacco, bene per Paglia, dentro! Quasi tutti, o meglio tutti sono nella parte della San Cataldese. Danfa al volo, palla alta, appoggio per Danfa, sfera che filtra, arriva al volo Giuliano che col sinistro, Montaperto, cross sul primo palo, Bonilla gira col mancino, pallone lanciare addirittura il compagno, la sfera è buonissima per Bonilla, Bonilla, Tizzania, si è divorato il gol Bonilla. Sfera di ritorno per Montaperto, insegue il pallone il 10, prova ad andare sul mancino, il piede forte, Montaperto non trova lo spazio, Vado Suarez parte sì, adesso il cross, il colpo di testa. Anche perché l'arbitro sembra aver assegnato un calcio di punizione in seconda. È strano quello che sta succedendo, attenzione perché lì si stanno accendendo gli animi. Zona guardaline, c'è il giocatore della Cireale che va giù, adesso è rissa. Rimane un po' sotto il pallone, poi lo riconquista per crossare, secondo palo, Sueva, colpo di testa, Dolenti. È finita qui, arrivano i 3 fischi da parte del direttore di gara a Cireale. San Cataldese finisce 0-0.